Al Pala Tiziano di Roma, almeno 300 delegati dal Veneto, più di 50 da Venezia, si sono uniti nel messaggio Basta morti sul lavoro lanciato dall'Assemblea Nazionale Salute e Sicurezza della CISL, una mobilitazione che il sindacato ha avviato in tutta Italia con centinaia di assemblee e iniziative. Siamo moltissimi e siamo qui con una grande delegazione dal Veneto e da Venezia per rivendicare che vi sia finalmente una presa di posizione seria da parte del governo, anche legislativa, rispetto ai fatti anche che stanno accadendo nelle ultime ore. Abbiamo visto appunto, se guardiamo la nostra città, Venezia, l'ultimo è stato proprio il Teatro Momo. Non è più possibile che un papà, un marito vada a lavoro e non torni più a casa perché non vengono rispettate le norme di sicurezza alle volte basilari. Il numero di morti e feriti che si continua a contare in Veneto è definito inaccettabile. Nel 2023, solo in provincia di Venezia, 20 persone hanno perso la vita sul lavoro. Una cifra che in Veneto rende Venezia seconda, dietro a Verona e sopra Treviso, in questa drammatica situazione di emergenza per la quale si chiedono interventi urgenti e non proteste populiste che vanno alla pancia ma non risolvono i problemi. La CISL non ha aderito allo sciopero indetto da CGIL e UIL l'11 aprile. Giusto le proposte della CISL che vedono il mettere in campo questa patente a punti nei confronti delle imprese, ma che deve essere estesa a tutte le imprese. Giusto incrementare i lavoratori degli Spisal, degli ITL, dell'INAI, di tutti quei soggetti che devono fare la giusta vigilanza e la giusta prevenzione. Però bisogna anche investire nella cultura dei ragazzi, perché sicurezza è cultura. E noi come CISL siamo qui forti a dire al governo basta, è ora di impegnarsi seriamente e di dare una svolta rispetto a questa criticità che sembra essere proprio tutta italiana.